amici bellini, tra 3 minuti circa, 4 forse, 4-5 minuti, 6 minuti, 5-6 minuti, sapremo se una sostituzione difensiva paga oppure no. Questa è una questione di filosofia aziendale, incredibile, però parliamo anche della partita, alla fine vedi quando poi è una finale vera. E era cominciata pure divertente, insomma occasioni di qua e di là, no? Skorupski con la palla pazza che non riusciva a bloccare, Beukema, metto Beukema in... attenzione a Ciuccuese, no, metto Beukema in copertina per fare un po' di polemica. Quando non ci riguarda io ho piacere di parlare anche delle cose arbitrali che non... vi iscrivete al canale, cliccate qua e lasciate pure un like, perché tanto uno si guarda una finale di Coppa Italia da esterno, queste ci interessano perché poi le affrontiamo in Supercoppa, ed è una partita che al di là della Coppa in se stessa, il Milan si gioca l'ingresso in Europa, che poi è difficile, le ultime 2 partite bisogna vedere se ce la faranno, tabelle a parte. Però Beukema a bella gomitata, io ho dovuto farlo per forza il paragone, perché tutti con gli amici bellini, mentre ne parlavamo sul gruppo Telegram, fa proprio diventa la faccia cattiva e da un bel gomito, una bella gomitata in petto a gabbia, a palla lontana, e insomma, di che stiamo parlando? Si è visto pure il replay. Il Milan ha tutto il diritto di protestare, ma ad alta voce, perché quella è espulsione. Facciamo polemica, mettiamo in mezzo le cose. È espulsione assoluta. Se si può poi discutere magari su quell'intervento di Charlie Puth, per me Ferguson assomiglia a Charlie Puth, io vedo somiglianze che magari non esistono. Però su Leao, occhio, Magnan, manca 2 minutini. Insomma, quell'intervento là su Leao, giallo, quasi arancione, se vogliamo, poi lui ha la peggio perché i tacchetti gli finiscono in faccia. Però si era cominciato con un'occasione da una parte, un po' di paura per Magnan, sembrava una partita aperta così. Dopodiché il Bologna onestamente ha cominciato a macinare il gioco, e se vedete l'attack momentum è tutta roba del Bologna per tutta la partita, finché onestamente non arriva il gol di Ndoye. E se qua la partita si stanno difendendo un po' di paura, perché secondo me la frase che ho detto agli amici bellini è: vuoi vedere che Italiano si è rotto il cazzo di partecipare alle finali e una la vuole vincere, senza rimanere con quel fatto vabbè tutti avanti alla Barcellona, perché si cresce e si deve anche crescere, ed è un periodo dove noi ne parliamo assai delle sostituzioni, vedi come collego tutte le cose che poi interessano a noi, le sostituzioni difensivistiche, e dopo il gol, insomma, o perché il Milan comincia a pressare, attenzione Lukumi, mette Casale al posto di Orsolini, proprio l'Orsolini, e hai tolto una vera e propria freccia d'attacco per mettere Casale, e cambia la forma della squadra, perché Casale terzino, sposti un po' Holm un po' più avanti, finché non togli anche Holm. E in questo momento non l'ho guardata molto con grande attenzione, ho guardata distrattamente facendo le mie cose, stavo proprio tranquillo, mancano pochi secondi. 3-5-2 pass, cioè Miranda, Beukema, Lukumi, Casale, poi entra Calabria, altro grande ex, insieme a Pobega, e davanti restano un pochino Castro e Ndoye che passa dall'altra parte, però poi toglie pure Ndoye, e poi insomma così, attenzione, c'è un il Tallì, perché poi ha tolto anche, insomma, ci siamo? È finita? Perché adesso se lo merita, secondo me se lo merita Italiano guarda Leao che fa l'intervento difensivo, è finito, ha vinto il Bologna, si può urlare, e a me piace quando un underdog, onestamente, anche se lo sapete, io preferisco, no, non oggi, che preferisco tra
un Atalanta che cresce, una Lazio che ci cresce addosso, e magari la quarta squadra deve essere sempre il Napoli, dopo con le solite note, però fa piacere perché se lo meritano, secondo me, e non volevo nemmeno che poi il Conceição si alza 2 trofei senza fare molto, e i discorsi insomma del Milan, potete mai recuperare una stagione? No, deve essere una stagione sbagliata fino alla fine, non è che vi alzate pure 2 trofei quando avete combinato un macello in società così. È più giusto così, onestamente, credo, a livello proprio di dio del calcio. Però resta la domanda: allora si può fare una sostituzione difensiva quando ti cominci un pochino a cagare sotto e togli un attaccante per mettere un difensore? Comunichi una sensazione di paura, di ansia in una finale. Immaginate l'ansia di Italiano che poteva diventare l'uomo delle finali perse, e invece se l'è tolto uno sfizio. E ragioniamoci su Italiano, perché quando poi se si ha i dubbi, le cose, lo sapete che a De Laurentiis è sempre piaciuto Italiano. Non lo so se lui vuole continuare onestamente con il Bologna, che ha iniziato un discorso, potrebbe voler continuare senza, con la paura di bruciarsi. L'esperienza di Motta tu ne devi fare tesoro, fai bene col Bologna, vai alla Juve, cadi rovinosamente. L'Italiano ha fatto un percorso un po' più educato, di crescita del suo percorso, e qua è il culmine, secondo me. È meritato, sono contento per uno che è stato sempre indicato come integralista, e secondo me questo è un grande, è simbolico, non si può mai togliere Raspadori per mettere Billy, lo so, sono il primo che ho detto che quella è stata il grande errore contro il Genoa, però altre volte ti è andata bene e altre volte no, perché il calcio è così. E complimenti, facciamo i complimenti a Orsolini. D'altra parte, se noi siamo ancora qui a giocarci delle chance di scudetto stando davanti, è proprio grazie. Quindi mi restano simpatici onestamente. Se avete ancora voglia di chiacchierare, io ho fatto il famoso video che non significa niente, se ve lo siete persi, 2 video in un giorno, e dobbiamo perdere un po' di tempo, però serviva vederci una partita da esterno per distrarci un po'. Il Parma, esiste solo il Parma, e pensiamo solamente al Parma, non concentriamoci sulla colpa di Conte, dovevi prendere Ndoi, almeno dovevi prendere Ndoi, no, probabilmente manco te lo davano, oppure ti avrebbero chiesto 60 milioni